Alfonsino Ercole, direttore generale dell'Associazione Nazionale Alpini, ha posato lo zaino a terra. A lui in primo luogo come amico va tutta la mia personale riconoscenza, le parole del presidente Sebastiano Favero. Generale di brigata Marcello Orsi è il nuovo comandante del centro addestramento alpino di Aosta, ha ricevuto il testimone dal generale Matteo Spreafico, che ha lasciato l'incarico per assumere quello di capo di Stato Maggiore presso il comando truppe alpine di Bolzano. Grazie al lavoro instancabile di alcuni studiosi, il caduto dell'Epopera è stato identificato. È il sottotenente medico Carlo Cosi di Napoli. Tutte le tappe della ricerca e gli aspetti storici emersi dal ritrovamento del suo corpo sono stati raccolti nel libro Sotto una coltre di ghiaccio. Si è svolta tra le province di Brescia e Bergamo, le più colpite dall'emergenza Covid, la giornata di memoria e riconoscenza dell'ANA per gli alpini di tutta Italia che hanno e continuano ad offrire il proprio aiuto nella lotta alla pandemia. Alfonsino Ercole, direttore generale dell'Associazione Nazionale Alpini, è andato avanti. Nato a Badia Calavena, in provincia di Verona, l'11 agosto del 1943, laureato in giurisprudenza, aveva svolto il servizio militare alla SMALP nel 49° corso, quindi assegnato al 7° Reggimento Alpini, battaglione Feltre, con il grado di sottotenente, nominato tenente nel 1974. Dirigente d'azienda nel privato dal 1999 al 2007, è stato presidente della sezione ANA di Verona, poi consigliere nazionale dal 2003 al 2009, vicepresidente vicario fino all'inizio del 2021, per poi assumere a luglio l'incarico di direttore generale dell'associazione. Una perdita importante per chi come me, ha sottolineato il presidente Favero, lo ha avuto a lungo come compagno di viaggio tra le penne nere. Presenza sempre discreta ma preziosa in tutti i ruoli, per la saggezza dei consigli e l'accortezza nelle scelte comportamentali. Colto da un malore nella sua casa veronese di Caldiero, ricoverato in ospedale a Trento, Alfonsino Ercole non è riuscito a superare la crisi. Ha posato lo zaino a terra in modo silenzioso, con fare gentile e delicato, ma allo stesso tempo fermo e deciso, come lo era lui. Ha posato uno zaino colmo di consigli ed esperienza, di letture profonde e rassicurazioni, di progetti e obiettivi ancora da realizzare, che ora rimangono a disposizione di quanti vorranno seguire il suo esempio e proseguire la marcia intrapresa. L'abbraccio affettuoso dell'intera famiglia alpina lo accompagnerà per sempre nel paradiso di Cantore. Il generale di brigata Marcello Orsi è il nuovo comandante del centro addestramento alpino di Aosta. Orsi ha ricevuto il testimone dal generale Matteo Spreafico, che dopo 2 anni ha lasciato tale incarico per assumere quello di capo di Stato Maggiore presso il comando truppe alpine di Bolzano. Sono stati 2 anni veramente intensi, magari all'inizio erano aspettative diverse, ma l'emergenza Covid e la situazione contingente ha veramente ancora più fatto apprezzare quella che è la capacità degli alpini, sia in uniforme ma anche dell'Associazione Nazionale Alpini, cioè quelli che hanno il cappello alpino in testa, di come hanno lo spirito di adattarsi, lo spirito di corpo, di lavorare bene insieme. Poche parole ma tanti fatti. Il generale Orsi torna al centro addestramento alpino in una nuova veste di comandante dopo essere stato allievo in quella che è la scuola di formazione delle truppe alpine, l'istituto da cui passano volontari, sottufficiali ed ufficiali che presteranno servizio nei reparti alpini dell'esercito. L'emozione, è molto forte, mi trovo a distanza di molti anni in questo tempio dei noi alpini, dove sono stato formato a suo tempo da allievo, ed ora mi trovo alla guida, e questo chiaramente per me è un'assunzione di responsabilità, mi inorgoglisce, e come da alpino ritengo comunque che questi 149 anni di esempi penso che mi possano supportare in questo futuro nuovo incarico. Un nuovo incarico che il generale Orsi affronterà fedele al motto del centro addestramento alpino: ardisci e credi, mantenendo quella particolarità nell'attesa del cappello che da sempre lo contraddistingue, ma che ha un significato storico ben preciso, che per questo ha avuto nell'occasione anche il benestare del nuovo comandante delle truppe alpine, il generale di corpo d'armata Ignazio Gamba.
Devo ringraziare il comandante, perché diciamo che questo mio modo di portare il cappello deriva appunto dal mio servizio a Chiusoforte, cui mi ero legato chiaramente il primo reparto. È un modo che mi ricorda e mi lega molto agli alpini di un tempo, che poi sono gli alpini di oggi. Mi ha fatto molto piacere che il comandante l'abbia detto, perché diciamo che ha sdoganato a distanza di 20 anni anche un po' di rimbrotti che ho avuto in tutto il corso della mia carriera per come lo porto. Diciamo che forse questa volta abbiamo sanato questo problema. Ritrovati nel ghiacciaio di Vallon Popera i resti di un soldato della Grande Guerra, titolavano così nell'agosto del 1983 TV e giornali. A segnalare il corpo di un uomo che riaffiorava dalla neve e dal ghiaccio sotto il passo Sentinella furono 5 escursionisti di Lumignano, un paesino in provincia di Vicenza, in vacanza nel Comelico. Ci sono voluti 38 anni per arrivare all'identità di quell'uomo ritrovato da Claudio, Carlo, Stefano, Severino e Luigino. Ci sono voluti 4 ricercatori appassionati di Grande Guerra che ininterrottamente hanno lavorato dal 2016 ad oggi per arrivare al nome di Carlo Cosi di Gaetano, nato il 25 gennaio del 1890 a Napoli, sottotenente medico di complemento del 24° Reggimento Fanteria, morto in Cadore il 9 novembre del 1916 a causa di una valanga. Morì facendo il suo dovere di medico, soccorrendo chi era stato travolto prima di lui in Vallon Popera, scendendo quindi dal suo baracchino di guerra dove prestava il suo servizio, e in una circostanza eccezionale lui, napoletano, scelse un ambiente totalmente ostico rispetto a lui in soccorso e trovò la morte come gli altri prima di lui, con questa disavventura che il suo corpo, a differenza degli altri, non fu mai trovato. La svolta nelle ricerche è arrivata solo nel 2020, quando gli studiosi hanno messo in dubbio che si trattasse di un alpino, seppur accanto a lui giaceva proprio il cappello con la penna. Si dava troppo per scontato che fosse un alpino e abbiamo fatto proprio una cosa particolare, abbiamo provato a mettere in dubbio questo, e quindi perché avevamo paura di tralasciare qualcosa, e quindi abbiamo fatto un passo indietro che poi è risultato aver fatto 3 passi avanti. Quindi è stato fondamentale questo dubbio che ci siamo posti. Un calendarietto a libro sulla cui immagine sbiadita si leggeva ancora Laboratorio Chimico Pierandrei Roma, un orologio a cipolla, un piccolo ciondolo in metallo con all'interno una minuscola statuetta della Madonna, la stelletta zigrinata sul frammento del bavero, una targhetta in metallo con incise 2C, hanno tracciato la strada per arrivare all'identità del caduto ignoto del Popera. Trovare la convergenza di reperti con il portone gentilizio famiglia di Napoli è stato una cosa incredibile. Vedere il colletto del bavero interno, colore rosso di sanità, un'altra emozione incredibile, e quindi con sicurezza siamo potuti venire a presentare questo libro convinti che l'alpino ignoto del Popera in realtà fosse il sottotenente di fanteria sanità Carlo Cosi. È una ricerca documentale ed è basilare, fondamentale. Poi però è stato impossibile non emozionarsi ed è stato impossibile non essere coinvolti sia da quelle storie, da tutti i caduti, perché non è stato solo lui, abbiamo intrapreso una ricerca a 360 gradi sui caduti di quella zona, ma è stato anche un'emozione anche conoscere tutte le persone che hanno ruotato intorno a questa ricerca, perché tantissime persone nel loro piccolo hanno dato qualcosa. Dal Palafiera di Palazzolo sull'Olio, il grazie dell'ANA a tutti gli alpini d'Italia che senza indugio si sono messi a disposizione della popolazione durante l'emergenza Covid, e un pensiero a tutti coloro che sono andati avanti. Nella giornata della memoria e della riconoscenza, volutamente in un luogo a cavallo tra le province di Brescia e di Bergamo, le più colpite dalla pandemia, il presidente Sebastiano Favero ha consegnato ai presidenti di sezione provenienti da ogni parte d'Italia una medaglia e una spilletta,
Quest'ultima andrà a tutte le penne nere, 19.000 circa, che dal marzo 2020 ad oggi hanno messo a disposizione il proprio impegno, pari a circa 250.000 giornate di lavoro, senza dimenticare aziende e privati che hanno contribuito con generose offerte anche alla realizzazione dell'ospedale in Fiera Bergamo. Oggi era la giornata appunto da un lato della memoria, dall'altro della riconoscenza. La memoria per quelli che sono andati avanti, soprattutto in questa pandemia, dei tanti nostri associati, e un grandissimo grazie, un grande abbraccio a tutti i nostri volontari che hanno voluto essere presenti e dare il loro apporto in questa pandemia, con loro anche i tanti donatori che si sono fatti presenti e hanno dato il loro contributo concreto perché noi potessimo poi svolgere al meglio il nostro lavoro. A salire sul palco, prima della Santa Messa, celebrata dall'Arcivescovo emerito di Siena Bonicelli, sono stati, oltre al Presidente nazionale dell'ANA, il consigliere regionale Mattinzoli, i sindaci di Palazzolo, Brescia e Bergamo, il comandante delle truppe alpine e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che ha ricordato i giorni più complicati dell'inizio della pandemia e quel "noi ci siamo" pronunciato dal presidente Favero, mantenuto e concretizzatosi poi dagli alpini di tutta Italia. Una dimostrazione di grande senso civico e responsabilità che in molti hanno sviluppato durante il servizio militare, un periodo di formazione che oggi manca, che l'ANA sollecita da tempo e che ora sembra aver intrapreso una strada percorribile. Ma io credo che noi dobbiamo essere molto attenti a cos'è oggi lo strumento militare, come sono cambiate le forze armate, quali sono i compiti che le forze armate sono richieste, qual è il nostro lavoro che svolgiamo nei contesti internazionali che richiedono grande preparazione e grande professionalità, quindi non si può tornare a modelli del passato. Certo, c'è un tema che credo che sia giusto affrontare, che è il tema del messaggio soprattutto alle giovani generazioni. Su questo io credo che si può ragionare e lavorare, c'è un tema che è quello della riserva su cui si sta riflettendo, credo che questo possa essere l'ambito nel quale anche questa esigenza possa essere colta.